oggi più che mai dobbiamo diventare costruttori di pace. La volontà di costruire la pace, che è soprattutto disarmando noi stessi, ognuno per quanto sia possibile. Ciao ragazzi, San Giovanni Lupatoto, domenica 28 agosto 1233. In questa piana, questa enorme distesa che si sviluppa costeggiando l'Adige, accorsero migliaia e migliaia di persone provenienti da ogni parte del nord Italia e vennero qui già da alcuni giorni per ascoltare, pensate un po', un predicatore. E da chi era composto questo enorme assembramento? Erano i potenti dell'epoca, ovvero le famiglie dominanti, ma anche alti prelati, rappresentanti della borghesia e rappresentanti comunque delle due fazioni contrapposte all'epoca, acerrime nemiche, ovvero i Guelfi, i sostenitori del papato, e i Ghibellini, sostenitori invece dell'impero. E chi era questo predicatore che tutti venivano ad ascoltare? Era Fra Giovanni da Schio, un abilissimo predicatore, molto considerato all'epoca dall'una e dall'altra parte. E in quel giorno recitò un discorso importantissimo su un palco elevato, così riportano le cronache dell'epoca, circa 60 braccia. E perché venne qui? Perché venne a sancire quella che è passata alla storia come la pace di Paquara, dal nome di questa località, e che oggi, dopo quasi 800 anni, viene celebrata con una festa praticamente negli stessi giorni. Perché la festa di Pace Paquara a San Giovanni? Perché quando ci siamo insediati, anzi ancora prima, quando abbiamo iniziato a scrivere il programma di questa amministrazione, sotto l'aspetto culturale abbiamo voluto individuare qualcosa che potesse connotare la comunità lupatotina, ma qualcosa di vero, non qualcosa di inventato. E abbiamo pensato che la cosa migliore fosse quella di promuovere un evento importantissimo del XIII secolo, che è conosciuto come la pace di Paquara e che è accaduto proprio sull'Ansa dell'Adige, dove oggi nella nostra città si trova il parco all'Adige. Il significato è grandissimo. Perché? Perché è come se ciascuno di noi scoprisse un'eredità e si interrogasse qual è il modo migliore di farla fruttare. E questo è il senso della celebrazione della pace di Paquara. Ricordare a tutti che noi siamo una città della pace per eccellenza. Perché proprio qui? La scelta è dovuta a motivi geografici. Noi siamo esattamente nel punto in cui l'alta pianura, che vediamo sulla destra, si incontra con la bassa pianura. Siamo nel punto in cui l'Adige dalle sorgenti diventa finalmente guardabile con sicurezza. Bene, questo percorso quindi, che riusciva ad attraversare in sicurezza il fiume con una specie di guado, è stato ripreso in epoca romana con la via Paquarie, che faceva sempre questo percorso, e poi ha portato ancora oggi alla viabilità cosiddetta quasi normale. Quindi è una via antichissima che si perde nella notte dei tempi, che serviva per attraversare in sicurezza il fiume. Perché tutte queste persone, i potentati, le famiglie dominanti, ma anche gli alti prelati, vennero qui a San Giovanni Lupatoto? Perché decisero di affrontare questi trasferimenti a volte lunghi e veramente impegnativi, come poteva essere all'epoca, pur di essere presenti? Eppure, nonostante queste difficoltà, vennero tutti. Da Verona, da Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Venezia, Feltre, Treviso, Belluno, insomma una rappresentanza praticamente di mezzo Nord Italia. Vennero qui perché quella era un'epoca particolarmente tumultuosa, fatta di conflitti tra le fazioni e tra le città, ed era una situazione grave ulteriormente acuita dalla carestia, perché si verificarono negli anni precedenti degli episodi climatici particolarmente sfavorevoli. Vennero qui perché tutti riconoscevano in Fra Giovanni da Schio una figura carismatica, dall'una riconosciuta come tale dall'una e dall'altra parte, da Guelfi e da Ghibellini, e quindi in lui riponevano le speranze di una stabilità o quantomeno di una sorta di pacificazione tra tutte le componenti in conflitto. Nel suo discorso Fra Giovanni parlò con toni fortemente enfatici
di una gravissima scomunica per colui che avesse rotto la pace, perché questo sarebbe stato condannato e abbandonato al demonio e tutte le sue proprietà sarebbero andate distrutte, campi, vigneti, addirittura gli animali domestici. Ma allo stesso tempo invocò anche il perdono reciproco fra le parti e a rafforzare questo monito benedisse il futuro matrimonio fra due giovanissimi rampolli di due famiglie presenti e divise da un odio viscerale. Tutti alla fine accettarono quella pace, che però, ahimè, durò ben poco. Nel 1233 siamo proprio nei momenti di punta maggiore della contesa che esisteva fra il papato e l'imperatore, tra i Guelfi e i Ghibellini, con Verona schierata con l'imperatore rispetto a tutte le altre città che invece erano magari schierate con l'impero. Per cui era un periodo in cui la guerra era cosa assolutamente normale, vissuta dalla popolazione, soprattutto perché chi pagava le spese in termini di rapine e di furti, eccetera, erano le persone più comuni, diciamo. Fra Giovanni da Schio o da Vicenza è stato quello proprio che ha avuto il potere assoluto anche nella città di Verona, che ha consegnato le chiavi, come tutte le altre città del Veneto, che poi hanno voluto. Lui, per suggellare questa nuova situazione, ha convocato, chiaramente in un posto ben conosciuto perché altrimenti non sarebbe stato possibile farlo, convocando proprio i rappresentanti che qui sono arrivati con i carrocci, con le schiere dei soldati, dei frati, delle monache, dei monaci, cioè praticamente tutto un mondo che si ritrova per celebrare la pace, esattamente in quello che vediamo qui all'orizzonte. Esistono delle stime che indichino quante persone accorsero ad ascoltare Fra Giovanni? Qui si è parlato di un convegno di circa 400.000 persone, cosa che è impensabile se pensiamo che allora Verona avrà contato intorno ai 35-37.000 abitanti, certo. Quindi vuol dire già pensare a questo numero intorno ai 40.000 sarebbero già una cosa impressionante, però provate a fare uno sforzo a immaginare le tende, i cavalli, gli armigeri, i monaci, le suore, cioè voglio dire tutte queste persone qua che qui sono vissuti per alcuni giorni, certo, però voglio dire hanno fatto un'esperienza diretta di una possibilità di avere la pace. La pace di Paquara viene considerato tutt'oggi il vero capolavoro diplomatico di Fra Giovanni da Schio. Del resto pensate a quanto poteva essere stato difficile in un'epoca in cui le comunicazioni erano lentissime riunire tutta quella moltitudine di persone da 1000 provenienze diverse, oltretutto dilaniate anche da fortissime accredini l'una contro l'altra. Ma lui ci riuscì, anche se purtroppo gli effetti di quella pace furono molto effimeri. Pensate che le cronache parlano di liti che ripresero già nel momento in cui le guarnigioni, quello stesso giorno, cominciavano a sbaraccare per tornare a casa. E poi una volta a casa ripresero gli scontri, le liti, i conflitti tra le varie signorie e i vari comuni. Insomma, nulla praticamente era cambiato. Ma il messaggio intanto era stato dato e si trattò e si tratterà di un messaggio destinato a varcare i secoli, con un respiro universale, non soltanto per San Giovanni Leopatotto, ma per l'umanità intera. Il messaggio è fondamentale anche oggi, perché dobbiamo porci la domanda: come si costruisce la pace? Per costruire la pace ci sono tanti ingredienti, ma soprattutto bisogna partire da una cultura di pace, cioè dalla capacità di capire che il nemico non è quello che mi sta di fronte. Il nemico è ciò che mi divide dalla persona che mi sta di fronte. E non lo devo identificare nella persona che mi sta di fronte. Devo operare affinché le cause di divisione, le cause di conflitto vengano eliminate, non per eliminare l'avversario, perché eliminare l'avversario è il gesto più disumano che possa accadere e può accadere agli altri come può accadere a noi. Oggi, esattamente 8 secoli dopo, la pace di Paquara diventa un'occasione per San Giovanni Leopatotto per riflettere sul valore di quell'evento, ma anche per sottolineare l'importanza di individuare una propria identità culturale. E quindi anche questa volta la pace di Paquara sarà un momento di aggregazione, però conviviale, oltre che storica e culturale.
La festa della pace di Paquara si aprirà qui al Parco ai Cotoni venerdì 29 agosto con la cena medievale, una cena che viene proposta in 4 portate con prodotti antichi, caramellati, esposti, esibiti e curati da un noto cuoco del territorio. Dopodiché i nostri commensali e i nostri ospiti avranno la possibilità di ammirare e apprezzare una conclusione con uno spettacolo di fuochi. In prima assoluta a San Giovanni Lupatoto, con anche degli accompagnatori in costume proprio dedicata alla pace di Paquara e all'alto periodo del Medioevo. 3 giorni, quindi un'apertura con la cena medievale, poi ci saranno dei cori il sabato 30 e il 31, domenica, la rievocazione storica al Parco all'Adige, proprio per fare festa con tutte le famiglie e i bambini. Dove peraltro si gusterà quella che vuol diventare la specialità di San Giovanni, o sbaglio? Assolutamente, abbiamo la torta della pace di Paquara, nata con un bando proposta dal comune di San Giovanni Lupatoto ancora nel 2022, esattamente era il 21 di settembre, che è la giornata internazionale del turismo e della pace, e 3 pasticceri hanno aderito a questa iniziativa e hanno elaborato una ricetta ovviamente segreta, con una torta che ha il sapore della fragola, perché all'interno di questa crumble ci sarà una gelée di fragola, che è il prodotto tipico nostro, la fragola di Raldon, autunnale di Raldon, e verrà abbinata ad un gelato, sempre di una nostra gelateria locale, per essere degustata e apprezzata alla conclusione della nostra cena.